Una storia in rosa e nero, la maglia del Palermo, i colori di una città. Siamo con Giovanni Tarantino, uno degli autori, insieme a Paolo Massimiliano Paterna. Questa idea da dove nasce? Nasce dalla voglia di rendere omaggio alla pluricentenaria storia del Palermo, rivisitata e rivissuta attraverso la storia delle maglie e quindi attraverso la storia di una unicità, di una particolarità, poiché il rosanero da 106 anni lo veste soltanto il Palermo. Tra l'altro, tra le prime curiosità, ci sono le curiosità cromatiche nella storia del Palermo, perché? Il Palermo nasce rossoblù, è una squadra di matrice inglese e quindi mutua i colori della prima divisa, che era una camicia, dai colori della bandiera britannica, il rosso e il blu del sangue e del mare, che sono gli stessi colori del Genoa Cricket and Football Club fondato nel 1893. Qualche anno dopo il Palermo passerà al rosa-nero. Il modello è sempre una camicia bicolore. I colori vengono trasformati. Per tanto tempo c'è stata una leggenda che voleva il rosanero come frutto di una scoloritura, quindi di un effetto chimico. In realtà non è così, perché uno scambio epistolare tra dirigenti dell'epoca conferma che già nel 1905 si era cominciato a parlare dell'adozione dei colori rosa e nero e che poi effettivamente nel 1907 divennero i colori del Palermo, i colori che il Palermo detiene tuttora. Il famoso dolce e amaro. Sì, e da questo punto di vista il Palermo sarebbe anche una società pionieristica per quanto riguarda le sponsorizzazioni, perché pare che dietro la scelta del rosa e del nero ci sia la volontà di promuovere due liquori, un liquore dolciastro al sapore di cannella e un altro amaro, prodotti al Barone Florio, che andavano bevuti a seconda dei risultati. Il Palermo faceva dei risultati molto altalenanti, quindi si poteva degustare il liquore dolce per assaporare le vittorie e quello nero per ricordare le dolorose sconfitte. La fine degli anni 70, l'inizio degli 80 è segnato dalla comparsa sulle maglie degli sponsor tecnici. Esatto, una rivoluzione in tutta Italia che chiaramente interessa anche il Palermo. Il primo sponsor tecnico del Palermo è la Admiral, un logo marinaresco sulle maglie a partire dalla stagione 78-79. Successivamente, dal 79-80, le maglie del Palermo vengono realizzate dalla Pushen. Questa maglia ha una particolarità: la matrice di questa divisa viene utilizzata contestualmente nelle stesse stagioni anche dalla Roma e dalla Lazio, chiaramente con colori differenti. La maglia per i primi tempi destò una qualche sorpresa tra i tifosi nel pubblico rosanero, perché recava appunto questa P a cui non si era abituati. Molti pensavano fosse la P di Palermo e invece la P di Pushen, il logo che ha realizzato le divise. Sfogliando fra le pagine si arriva alla leggendaria maglia gialla. Perché leggendaria? Leggendaria perché è una maglia fantasma che è stata utilizzata come seconda, terza divisa soltanto per una stagione nel 1984-85. Devo dire che parte del merito della riattualizzazione di questa maglia va data a un collezionista, Gabriele Schillaci, che l'ha riproposta nell'ambito di una mostra organizzata qualche tempo fa. La maglia è stata realizzata dalla NR, che era uno sponsor tecnico che a metà anni 80 aveva un po' egemonizzato il mercato italiano. Era lo sponsor tecnico, oltre che del Palermo, anche ad esempio della Roma dello Scudetto, del Napoli di Maradona, del Milan. E non solo, la NR ha anche una particolarità: realizzò tutto il materiale tecnico e sportivo della Longobarda, la squadra allenata da Oronzo Canalino Banfi nel film L'allenatore del pallone. Chiudiamo andando nel presente, ma con un bel passo indietro, un bel tuffo nel passato, perché c'è una maglia di questa stagione utilizzata dal Palermo che ci riporta indietro nel tempo. La Puma, che è lo sponsor tecnico del Palermo nel corso delle ultime due stagioni, come seconda divisa effettivamente ha ripreso un modello che risale niente meno che alla stagione 61-62. È una maglia bianca che nella versione appunto dei primi anni 60 ha un girocollo rosa e nero con una banda diagonale rosa e nero. Riprende un po' il motivo della seconda maglia della grande Inter, che chiaramente in quegli anni aveva la stessa tipologia di divisa con i colori nerazzurri
azzurri. Noi raffiguriamo Rune Borgesson e contestualmente anche Bolzoni e Andelkovic, raffronto tra passato e presente, tutti raffigurati appunto con questa maglia. Ovviamente con tessuti completamente diversi, questa è anche la curiosità. Si passa dalla lana, da maglie pesantissime, e chi ha vissuto quegli anni ce lo può testimoniare, a maglie assolutamente moderne con tecniche di traspirazione totalmente differenti, tessuti molto leggeri.